Oggi all'Electrolux è il giorno decisivo. Si è iniziato a votare nello stabilimento di Susegana, ma il risultato del referendum è tutt'altro che scontato. Le tute blu potrebbero dire no all'accordo. Dopo le assemblee di oggi, per comunicare ai lavoratori il risultato della trattativa tra azienda e sindacato, cresce la tensione tra i dipendenti che ancora non sono positivi sull'intesa. Velocizzazioni e ferie, questi i nodi da risolvere. Sentendoli e capendo la situazione è chiaro che i lavoratori delle linee probabilmente voteranno a maggioranza no. Gli altri, non essendo toccati, probabilmente considerando di salvare la fabbrica, salvare l'impresa e la situazione in Italia, voteranno sì. C'è stato ovviamente due punti sui quali i lavoratori hanno più volte ribadito, diciamo così, anche una certa irritazione, qualche contrarietà, la condizione dei ritmi di lavoro troppo esasperati e la condizione delle ferie. 3 frigoriferi in più all'ora potrebbero costare caro per i lavoratori, secondo il sindacato. Noi siamo arrivati al limite ormai come velocizzazione e questo ce lo dice tutte le volte che le persone vanno in infermeria. Ogni anno c'è un aumento di problematiche riguardanti polsi, braccia e spalle. Quindi questo è un problema grosso, anche solo 3 pezzi. Urne aperte fino a domani alle 19, poi giovedì lo scrutinio. Il malumore riguarda anche la riduzione delle ore per la rappresentanza sindacale interna, ma c'è chi si aspetta la tanto attesa fumata bianca. La tensione sul voto scarica una serie di tensioni che ci sono state in questo periodo. Credo, guardate però, che analizzando bene Susegana rispetto a Porcia o rispetto ad altri stabilimenti, da questo accordo, fermo restando tutta la gestione adesso dell'applicazione dell'accordo, non ne venga fuori messa granché male. Aumenteranno i volumi di lavoro, 100.000 frigoriferi in più e la produzione rimarrà in Italia, garanzie che per i lavoratori vogliono dire tanto. Poi sugli 82 frigoriferi l'ora anziché 79 sarà tutto da vedere. Tutto sta all'RSU interna, concordare con le imprese il percorso sulle velocizzazioni, perché se sono possibili a fare si fanno, altrimenti non si fanno.